Siamo in linea con l'amico Bosco Giuseppe Palo che in videochiamata da dove? Da Berlino. Da Berlino. Fruit Logistica. Beh, intanto siamo sullo stand della Regione Veneto con altri consorzi. Stiamo chiudendo la giornata, quindi vedi un leone, il leone alato della Regione Veneto, e un leone con dei radicchi che rappresentano i radicchi del Veneto. Poi abbiamo il nostro stand contrassegnato dalla presenza ovviamente dei prodotti radicchio, di una promozione territoriale che va da Chioggia, da Rosolina, dal nostro territorio, e siamo in un contesto importante, bello, con vicino il mercato di Padova e il mercato di Verona. C'è il mondo qua, ovviamente la fiera è grandissima, non basta un giorno per visitare gli oltre 5.000 operatori che vi operano. Quindi questo è un po' l'ambiente, è un ambiente che siamo in dirittura d'arrivo per la giornata di oggi e continuerà domani e dopodomani. Dopodomani ci sarà anche la presenza del Presidente della Regione Veneto, Zaia. Abbiamo parlato tantissimo, abbiamo fatto dei ragionamenti importanti con i mercati di Padova, di Luggia, di Rosolina, di Chioggia. Ci stiamo attrezzando in maniera strutturale per favorire lo sviluppo della nostra horticoltura, partendo dalla ditta di Chioggia GP. Io vi saluto, saluto di Chioggia. Senz'altro. E chissà che sia foriero questo di buone prospettive. Certo, grazie, complimenti, in bocca al lupo, grazie, ciao.